sta. Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora è ufficialmente legge la manovra, la legge di bilancio, la finanziaria, chiamatela come volete, che comunque ha ottenuto il via libera definitivo da parte del Parlamento, nella fattispecie alla Camera, con 216 sì, e quindi passa, diciamo, lo scoglio più importante, quello che connota ogni anno di legislatura e di azione di governo. Si tratta di una manovra come tutte le cose umane e tanto più politiche, perfettibile? Assolutamente sì. Si tratta di una manovra anche che deve tener conto di un contesto internazionale atipico, con una guerra nel cuore dell'Europa, con l'esplosione dei costi dell'energia, dei prezzi delle materie prime, con guerre commerciali che riguardano l'Occidente e il resto del mondo e anche l'Occidente al suo interno, sì, perché è un elemento di realismo di cui bisogna tenere conto. Detto tutto questo, contiene al proprio interno alcuni provvedimenti che parlano chiaramente alle ragioni di quell'Italia che ha dato al centrodestra la maggioranza politica, che sono poi spesso le ragioni della maggioranza silenziosa, operosa, industriosa, laboriosa, non ideologizzata, che non pensa a bloccare il paese in nome della flottiglia, ma che pensa a lavorare, fatturare e mantenere la propria famiglia possibilmente in condizioni più agevoli dell'anno precedente. I provvedimenti più salienti dal nostro punto di vista sono sicuramente il taglio dell'IRPEF dal 35 al 33% per i redditi fino a 50.000 euro. Un favore ai ricchi, ha detto Elly Schlein, peccato che anche prendendo la fetta più alta di questo segmento si va a tradurre in 2.000 euro al mese. Ecco, Elly Schlein scambierebbe i suoi introiti con 2.000 euro al mese? Pensiamo di no, quindi per favore non diciamo puttanate, per usare un termine politologico. C'è sicuramente uno sgravio di burocrazia sulle imprese, con l'iperammortamento e il superammortamento. C'è, molto importante e fortemente voluta dalla Lega, la rottamazione quinquies, cioè una completa civile, necessaria a nostro giudizio, pace fiscale su quelle cartelle, al 90% microcartelle di piccoli imprenditori, piccoli esercenti, piccoli artigiani che hanno dichiarato, quindi non maxi evasori, ma che non sono stati in condizione di pagare anche per gli esiti del post pandemia, e che ora vengono spalmate su 9 anni in 54 rate bimestrali senza incremento, senza more, con costi tutti uguali, senza sanzioni, senza interessi. Un provvedimento di banale civiltà tra il fisco e il contribuente non infedele, ma che ha accusato pesanti difficoltà. C'è poi la flat tax al 5% fino a 33.000 euro sugli aumenti contrattuali, molto importante, sottovalutato dal dibattito, molto importante per chi bazzica l'economia reale, la flat tax al 15% sul salario accessorio ai dipendenti, e via dicendo. È l'ideale soprattutto per degli scatenati liberisti come noi, che vorrebbero la flat tax estesa, la rivoluzione fiscale, l'abbattimento impattante della burocrazia. No, è una buona, un'ottima manovra nelle condizioni date, sì, e la prova l'avete facendo un esperimento mentale semplice. Ora non voglio rovinarvi prima del tempo il cenone di Capodanno, ma voi pensate cosa sarebbe stata una manovra altrui? Cioè pensate un momento a una manovra Schlein, Conte, Fratoianni, Bonelli. Mi è già venuta l'acidità di stomaco in effetti, ma comunque cosa saremmo qui a commentare? Super bonus al 120.000%, di modo che proprietari di seconde, terze, quarte, quinte case e castelli possano rifarseli a nostre spese. Reddito di cittadinanza a pioggia per tutti,
con buco nero ulteriore nei costi dello Stato e abolizione della povertà istituzionalizzata per decreto. 127 tasse patrimoniali ad aggiungersi alla dozzina di tasse patrimoniali già esistenti, con fuga di qualunque italiano sia in grado di creare ricchezza e quindi lavoro anche per gli altri, e fuga definitiva di qualunque investitore estero che sia vagamente interessato al nostro paese. È insomma un mix di socialismo irreale, pauperismo estremo e creatività contabile. Ecco, quindi questa manovra va calata nel momento storico, è una manovra che deve tener conto di un rigore in questo momento necessario, che è perfettibile, che ha delle misure positive, ma soprattutto voi provate a pensare alla manovra del Camposanto più che Campolargo, visto lo stato dell'alleanza, e vi sembrerà improvvisamente questa una manovrona. Grazie a tutti, a domattina.